Nel corso delle attività ispettive eseguite nel mese di ottobre dai carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Palermo, con la collaborazione e supporto dei colleghi delle compagnie carabinieri competenti per territorio, quindi anche Agrigento, mirati alla verifica delle condizioni igieniche e di sicurezza di palestre e strutture sportive, i militari hanno riscontrato irregolarità in 3 palestre della nostra provincia. In particolare, a seguito dei suddetti controlli, 2 palestre sono state sanzionate in quanto presso le loro strutture è stata riscontrata la vendita di integratori alimentari in assenza di autorizzazione relativa, per cui sono state sequestrate amministrativamente 297 confezioni dei citati prodotti per un valore complessivo di 12.500 circa. Inoltre si è proceduto alla chiusura di uno studio estetico e di abbronzatura attivato in assenza delle regolari autorizzazioni. Presso una di queste strutture, a conclusione delle suddette attività, i militari hanno anche elevato sanzioni amministrative per oltre 8.000 euro.